È una giornata molto particolare perché abbiamo la commemorazione di Reichling, per cui le sue colleghe che avrebbero dovuto essere presenti con noi oggi sono state cooptate a questa commemorazione, naturalmente anche per conoscenza diretta con Alfredo Reichling hanno voluto andarci e giustamente. Dall'altra abbiamo un ufficio di presidenza in corso e abbiamo anche alcune commissioni, quindi avremo alcune colleghe che già ringrazio presenti al tavolo. Abbiamo la nostra ministra Fedeli che ci ha seguito e accompagnato in questo disegno di legge per noi davvero molto rilevante, altre arriveranno nel corso di questi 40 minuti in cui staremo insieme. Oggi per noi è una giornata importante, particolare. Presentiamo, lo dico con questo noi appunto maiestatico, presentiamo tutte le donne del Parlamento e del Senato italiano, del Parlamento perché auspichiamo naturalmente che la Camera provvederà a seguirci celermente in questo disegno di legge che per la prima volta dall'inizio della legislatura, e questo è il primo fatto particolare che voglio portare alla vostra evidenza, ha visto la sottoscrizione di tutte le capogruppo e le vice capogruppo di tutti i gruppi presenti nel Senato della Repubblica. Questo ci deve dire subito una cosa: le violenze contro le donne continuano, abbiamo ai noi femminicidi davvero quasi quotidiani, ma abbiamo anche una forza di reazione che probabilmente non si è mai verificata con questa determinazione, con questa trasversalità, con questa chiarezza. E questo disegno di legge ha voluto, partendo proprio da una conoscenza diretta, da una richiesta che è venuta da Carla Cagliazzo, che abbiamo la fortuna di avere con noi oggi e che ringraziamo moltissimo per la sua presenza. Lei che è donna straordinaria e coraggiosa, lei che è donna vitale e forte, ha chiesto al Parlamento italiano di esprimersi rispetto ad un delitto che non è inserito nel nostro codice penale, ma che grazie a questo disegno di legge sarà inserito, noi auspichiamo in tempi rapidi, nel nostro codice penale. Tra i due delitti, quello della lesione grave e gravissima e l'omicidio. Lo abbiamo definito omicidio di identità. E anche questo è un unicum, perché non esiste un termine del genere a nostra conoscenza per le attenzioni che hanno avuto, e qui devo ringraziare davvero molte persone, oltre a quelle tutte accanto a me oggi. Devo ringraziare l'ufficio legislativo del Partito Democratico che ci ha seguito in questi 2 mesi, in particolare Fabiana Pierbattista e la responsabile Marcella Lucidi, ma devo veramente ringraziare a nome di tutte noi la dottoressa professoressa Ciaravolo, qui presente. Virginia Ciaravolo ha seguito da criminologa e psicologa tutta la questione dal punto di vista appunto della psicologia e della criminologia che attengono a fatti di questa rilevanza, così come gli avvocati, l'avvocato Zuccaro e l'avvocato Ilario, che hanno insieme con noi redatto questo disegno di legge. Abbiamo inserito 3 nuovi articoli nel codice penale, sono gli articoli che appunto riguardano questo nuovo delitto. Vi dicevo, il nostro paese sta facendo da apripista per quanto ci conosciamo, per quanto siamo andati a spulciare, a verificare anche in Europa, inserendo questa nuova fattispecie di delitto che vedrà una pena di 12 anni, con un'altra particolarità di questo disegno di legge. E guardate, mi emoziona molto dirlo perché non sono trascorsi molti anni, è dal 1981 che il nostro paese, l'Italia, non ha più il delitto d'onore. Ebbene, quello era un delitto che si fondava su un principio, il fatto che la donna avesse, con la sua liceità, dato l'idea di poter danneggiare l'onore della famiglia, di fatto concedeva agli uomini di quella famiglia di procedere con il massimo della pena, cioè con l'omicidio, con l'uccisione.
di fatto una autorizzazione ad uccidere, se pensiamo che le pene erano davvero bassissime, da 3 a 7 anni, e quindi spesso se la cavavano con pochi mesi di carcere questi uomini. Ebbene, noi abbiamo voluto fare l'esatto opposto, un segnale forte. Abbiamo voluto dire che chi ha avuto una storia affettiva, chi è affine, convivente, familiare, discendente, ascendente delle vittime di questa brutale morte civile, di questa morte identitaria, verrà gravato di un'aggravante automatica che sarà poi concessa al giudice da un terzo alla metà della pena. Quindi avremo fino a 18 anni di carcere prevista per questo tipo di reato e di delitto. Ancora, questa legge non ha voluto solo preoccuparsi delle pene, anche se è urgente inserire questa pena nel codice penale italiano, perché tutti ci rendiamo conto che ci sono 2 aspetti, che almeno 2, probabilmente anche altri, a determinare questa scelta da parte degli uomini che finora l'hanno attuata nei confronti delle loro vittime, delle loro ex, quasi tutte ex, direi. E uno è il concetto del possesso. Le donne per questi uomini sono una cosa, perché quello che vogliono è in realtà che quell'oggetto con quelle sembianze, con quei connotati non esista più. Voi capite che questo produce un danno pazzesco di tipo individuale, una ricerca del sé nuovo, un danno incredibile dal punto di vista sociale, perché non si è più quella persona, non si è più riconosciuti, un danno antropologico, la nostra storia, la nostra vita è costruita sulla pelle. Noi siamo i figli di coloro che ci hanno portati ad essere così. E a tutto questo risponde una volontà di una persona, di un individuo, di cancellare tutto questo e di portarlo con sé attraverso un atto di questa gravità. Dall'altra sta avvenendo, ed è una riflessione che voglio fare con voi, che porta a ritenere come la sacralità dei visi, che sono da sempre, anche nella religione, esposti come venerazione, così come la sacralità della maternità. Carla ne sa qualcosa. Neppure la mafia poteva pensare di fare una cosa del genere, perché quantomeno avrebbe permesso prima la nascita di quel bimbo, di quella bimba. Quindi si distrugge la sacralità, e questo è un elemento che va a renderci responsabili di una mutazione genetica, anche della nostra storia, del nostro Occidente, della nostra epoca. Io penso che proprio questa risposta pronta, attiva, di tutte le colleghe, ringrazio particolarmente, lasciatemelo dire, il ministro Fedeli, che insieme con me, insieme con Carla, ha voluto partire per questo processo, di identificazione di una formula legislativa che permetta da una parte di penalizzare, ma dall'altra anche, e poi ne parlerà lei perché è di sua competenza, prevenire. Quello che noi vogliamo è soprattutto prevenire. Ci interessa meno curare poi, vorremmo evitare queste tragedie vere. Quindi ringrazio ancora le persone che intanto sono arrivate al tavolo con me, che sono colleghe che hanno insieme con noi voluto e sottoscritto questo disegno di legge, che parleranno durante il corso del nostro pomeriggio. Abbiamo Fabiola Anitori, abbiamo Raffaella Bellot, abbiamo Cinzia Bonfrisco, poi arriveranno Michela Montevecchi. È già arrivata. Eccola qui, grazie Michela, ti ringrazio di essere presente, alzati che così almeno ti vedono. Paola Pellino non è ancora arrivata. Michela Montevecchi, posso dire i gruppi politici di tutte, ma forse le conoscete, insomma. Abbiamo il gruppo Fare, abbiamo
Alternativa Popolare, abbiamo il gruppo misto rappresentato in questo momento da Cinzia, abbiamo il 5 Stelle, abbiamo tutti i gruppi in realtà, quindi nessuno escluso, lo abbiamo già detto, tra l'altro con gli auguri e i saluti insomma, di altre colleghe che non possono essere presenti, tra cui Loredana De Petris appunto per le commemorazioni, Pina Marturano, Cecilia Guerra, Erika Stefani della Lega Nord, quindi nessuna diciamo esclusa. Darei la parola, se mi permettete, prima che si debba allontanare da noi, alla Ministra Valeria Fedeli, e poi pregherei Carla, se può, se ne ha voglia, di fare due parole di quello che per lei oggi è questa giornata, insomma, di come sta vivendo questa attivazione delle donne, io le chiamo peshmerga, no? Noi abbiamo fatto rete in questo caso, abbiamo voluto superare ogni divisione e portare all'attenzione del popolo italiano e prima di tutto del Parlamento un disegno di legge a cui teniamo moltissimo e che contiamo farà una strada chiara, pulita, veloce, in tempi assolutamente rapidi, adeguati al caso. Grazie davvero per le vostre attività. Grazie, vi chiedo scusa se appena terminato di dire due parole devo allontanarmi e andare alla Camera Ardente di Alfredo Reichlin. Però anch'io ci tenevo molto ad essere qui oggi perché credo che oggi avvenga una cosa particolarmente importante con le caratteristiche di contenuto del disegno di legge che qui è stato presentato bene da Laura Puppato e dalle altre senatrici. Continuo a dire che non è un caso che siano prevalentemente donne, mi piacerebbe che fra qualche anno siano gli uomini a venire, perché la violenza sulle donne riguarda gli uomini, mai dimenticarlo, perché sennò rischiamo di non vincerla questa battaglia ed è importante. Ringrazio Carla di essere qui con noi perché vi voglio raccontare due cose velocemente. La prima è che il 25 novembre dell'anno scorso, esattamente nell'iniziativa che abbiamo promosso durante la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, abbiamo iniziato ad impostare questo ragionamento, provando esattamente, avendo verificato che cosa? Che in Italia si stava estendendo una modalità differente da, diciamo, le ferite gravi e il femminicidio, che esattamente coltiva in modo molto brutale l'identità di una donna. Guardate, è una cosa importante questa. E poi in un incontro che abbiamo fatto, che dovevamo fare al Senato, ma che poi la vita fa, i cambiamenti anche repentini abbiamo fatto al MIUR con Carla, con la senatrice Puppato e con Virginia, esatto, con cui avevamo già fatto molte iniziative negli anni precedenti sull'insieme degli strumenti da mettere in campo contro la violenza sulle donne. Abbiamo fatto il ragionamento perché ormai eravamo arrivati al punto di identificare questo nuovo reato, ma guardate, considero importante una cosa, ve la dico, il fatto di averne parlato con chi ha subito già questo reato. Guardate, è una cosa secondo me significativa quella che avviene qui oggi, perché non è soltanto una scelta delle legislatrici e dei legislatori, è esserci misurate con quello che stava avvenendo e averne fatto un ragionamento con chi è stato direttamente coinvolto. Questo io credo che dia a questo disegno di legge, ci dà una forza straordinaria. Voglio sottolineare anche due altre cose. La prima l'ha detta Laura, ma io lo voglio dire per l'esperienza che ho sempre fatto dall'inizio di questa legislatura. Nel Senato ci sono donne in ogni partito politico che sanno distinguere la dialettica politica su diversi temi e sanno unirsi di fronte a ciò che riguarda l'insieme della violenza sulle donne. Io considero questo, guardate, di straordinaria qualità di chi siede nei banchi del Senato. Lo voglio dire perché loro sedute qui e chi è seduto, diciamo, tra le sedie, comunque dimostrano questo, cioè dimostrano che c'è lo spazio per una buona politica quando si sanno vedere i fatti e sui fatti si converge esattamente perché quello che dobbiamo superare è esattamente un tema che riguarda tutte, indipendentemente poi su altri aspetti della politica. Chiudo dicendo che anch'io mi auguro che questo disegno di legge faccia una strada
veloce e certa, perché guardate che dietro a questo c'è intanto di per sé anche un disincentivo verso, io lo considero un elemento scientifico da parte degli uomini che adottano questa tattica, chiamiamola tattica, chiedo scusa dell'espressione, diciamo di forte violenza, che è quella di togliere l'identità fuori e dentro, perché mai dimenticare questo, che considero, diciamo, anche questo un deterrente. E nello stesso tempo credo che sia fondamentale sapere che le pene sono anche un elemento che fa riflettere la politica e tutti i luoghi, perché c'è un problema anche di sostegno. Non è la stessa cosa identificare un reato o comunque un omicidio di identità con le altre tipologie di omicidio, anche per il sostegno di chi è vittima. Il tema che mi riguarda di più, ma che ci riguarda di più tutti, se mi posso permettere, in qualunque luogo e con qualunque responsabilità, certo ne ha di più la politica, è quella che noi dobbiamo sempre di più sapere che bisogna intervenire per prevenire. Guardate, prevenire significa anche innanzitutto sapere che in ogni luogo, a partire dal Parlamento nazionale, il rapporto con cui le diversità si confrontano, anche le diversità politiche, sono una delle parti più significative per prevenire discriminazioni, odio e violenza. Lo dico perché, guardate, anche le parole, anche le qualità, quello che è avvenuto sabato in Rai, guardate che esattamente il modo con cui tu raffiguri le donne rispetto al rapporto con gli uomini è una cosa che diseduca le ragazze, diseduca i ragazzi, e come abbiamo detto 2 anni fa in un'iniziativa esattamente con tante scuole, con tante docenti, guardate, il linguaggio e l'educazione al rispetto delle differenze, che poi non è altro che l'applicazione seria, conosciuta e condivisa dell'articolo 3 della nostra Costituzione, è l'unica condizione di istruzione per superare tutte le violenze che sono previste tra l'altro anche nella Convenzione di Istanbul. Lo dico perché molto spesso si guarda solo la parte finale di ciò che avviene e non si guarda che sono tante le discriminazioni che subiscono le donne da un punto di vista psicologico, materiale e così via. E esattamente quando una donna subisce ogni tipo di discriminazione, bisogna dirlo sempre chiaro, è una violazione dei diritti umani. Se è una violazione dei diritti umani, riguarda l'intera società. Lo voglio dire perché questo è un impegno che stiamo svolgendo con un'accelerazione significativa anche al Ministero, perché l'educazione e il rispetto delle differenze, il rispetto tra le persone è un punto dell'educazione fondamentale, ma guardate, io lo ridico, noi dobbiamo insegnare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi esattamente questo, ma posso dire che portano nella scuola le ragazze e i ragazzi, perché non è innato questo, portano quello che vivono nella società, quindi c'è una responsabilità collettiva. Quindi educare le ragazze e i ragazzi non c'è dubbio, renderle forti, ma noi dobbiamo pensare anche alle modalità con cui si previene ogni forma di violenza anche sulla scena pubblica. Ci riguarda tutti. Per questo vi ringrazio molto e spero che questo disegno di legge diventi velocemente legge. No, già abbiamo detto, sposto la... Salve, buongiorno. Beh, sono molto emozionata perché questo è un grande giorno per me, veramente un obiettivo fondamentale, e grazie a tutti quelli che poi mi hanno supportato, insomma, e sopportato. Insomma, al mio compagno Vincenzo Ilario, all'avvocato Maurizio Zuccaro, a Virginia Ciaravolo, che è stata stupenda, squisita sempre, e va bene anche alla senatrice Laura Coppato, che però ha fatto sì che tutto questo potesse avvenire e che questa legge, insomma, venga introdotta, spero prestissimo, anche se non vale più per me, però è giusto che si applichi
tutte le altre donne che vivono queste tristi vicende ogni giorno. Spero non venga mai applicata, questo è l'augurio che faccio, però consiglio anche a tutte le donne di parlarne, di urlarlo, perché il silenzio è veramente dannoso. Un'altra cosa che ci tengo a dire è quello di, come diceva poc'anzi la ministra, è quello di educare al di là, insomma, di tutto quanto riguarda le donne e tutta la parte triste che vivono. È anche giusto considerare gli uomini, cioè nel senso che educarli sin da piccoli, perché a volte io sento cose anche da parte di amiche che un bambino ha picchiato la figlia, per dire un episodio banale, cioè come se fosse una cosa normale. Sono bambini, è vero, però a volte i bambini reagiscono anche in base a quello che vivono in casa, quindi è comunque una comunicazione, è comunque un modo di trasmettere quello che vivono quotidianamente, e attraverso loro possiamo salvare forse qualche madre, qualche donna. Sì, chiamo al tavolo Michela Montevecchi e ringrazio per la presenza che vedo la collega di Valtraiden che ci ha raggiunti. E adesso di seguito avremo tutte le colleghe che pure. Buonasera a tutti. Io come appartenente a una forza di opposizione al Movimento 5 Stelle ho comunque deciso di votare, scusate, sono molto stanca, sto correndo oggi che corro, ho deciso comunque di firmare, di apporre la mia firma a questo disegno di legge per dare chiaramente un segnale. Il segnale è che questo argomento è importante e deve entrare nel dibattito parlamentare, perché quando si parla di violenza contro le donne non si può prescindere anche da questa forma gravissima di violenza che toglie e ferisce la persona soprattutto nelle sue corde più profonde, al di là chiaramente invece degli effetti più visibili, ma ci sono ferite profonde da rimarginare. Ecco, quindi io ho firmato questo disegno di legge, non nego, Laura lo sa, che avevo delle riserve e che chiaramente mi premurerò di portare nelle sedi opportune quando questo disegno di legge inizierà il suo iter, sarà esaminato e approvato, perché a nostro avviso comunque è un testo perfettibile per tante ragioni che non sto qui adesso ad elencare perché non è questa la sede. Quindi nonostante queste riserve che io nutro, ho deciso di mettere la mia firma per queste ragioni e sono contenta che Laura mi abbia invitato, sono contenta di poter esprimere la mia posizione, perché appunto questo è uno dei momenti in cui, a mio avviso, come diceva già anche la ministra Fedeli, si dà l'esempio di come sui temi, se c'è la volontà, si possa superare quello che è il dibattito politico, lo scontro anche forte che c'è, per ragionare tutti insieme e per trovare delle soluzioni. Vi saluto con un ragionamento conclusivo che si riallaccia alla presenza qui della ministra Fedeli e che mi ha fatto particolarmente piacere, perché io sono molto convinta che al di là degli strumenti, diciamo, di pena per la punibilità di un reato, sia molto importante, come ha detto anche Laura, la prevenzione. La prevenzione parte dalle scuole, è un processo culturale che va di pari passo anche con l'educazione, con l'accompagnamento dei nostri giovani ad un percorso di maturazione e di elaborazione di principi, quali appunto quello del rispetto nei confronti di una donna, e passa quindi dalla scuola, perché quello è il luogo dove noi mandiamo i nostri piccoli, che fin dalla tenera età devono essere educati al rispetto delle loro piccole compagne, che poi cresceranno insieme a loro, e quindi al rispetto anche della diversità, che non è solo una diversità
diciamo, può essere diversità di orientamento, ma proprio quella diversità di genere che porta delle peculiarità che vanno rispettate. Ecco, questo è fondamentale, e anche perché la scuola è il luogo dell'integrazione, dove tutti insieme si può ragionare su questi temi per sviluppare una società di adulti in cui, come auspicava Carla, mi ricordo bene, la stanchezza non mi ha tradita questa volta, una comunità di adulti in cui sarà sempre meno necessario applicare eventuali pene, perché noi saremo arrivati, diciamo, a vivere in una società del rispetto della persona. Grazie a tutti. Chiedo a Cinzia Confisco di darci il suo contributo dopo aver sottoscritto il disegno di legge. Grazie. Una sottoscrizione così ampia e diffusa mette in evidenza una sensibilità che cresce di giorno in giorno sui temi più diversi, a volte anche su sfaccettature che sembrano forse meno rilevanti di altre, ma che invece in questo caso evidenzia come questo tema, che dopo i clamori delle cronache, no, è un tema che rischia di finire nel, diciamo così, tra le cose passate, digerite, metabolizzate, questo invece è un tema che ci ha scatenate, perché è non tanto lontano da noi la diffusione di questo tipo di omicidio dell'identità di una persona è ampiamente diffuso. In alcuni paesi in particolare, questa procedura orrenda fa parte quasi della quotidianità. Ci sono paesi che hanno dovuto persino vietare o provare a contenere il commercio di normali acidi, quelli che noi spesso vediamo nella vita di tutti i giorni, per la pulizia della casa, piuttosto che per altri scopi, ma facilissimi da reperire nel commercio, possono essere utilizzati contro le persone, in particolare contro le donne, quasi sempre per quel grave delitto nella società patriarcale che è l'insubordinazione da parte della donna diciamo così, al prevalere di una persona sull'altra, quasi sempre, in questo caso, il marito, quello che è. Ma ci sono anche casi diversi da questo e che vanno tenuti in considerazione e che sono appunto i sintomi di quella che Laura Puppato, che oltre alla sua straordinaria iniziativa ha saputo spiegare molto bene, è l'essere considerati non una persona ma un oggetto, e quindi come un oggetto cancellato dalla vita quotidiana, perché ci sono state anche suocere che hanno gettato acido addosso alle loro nuore. Vuol dire che quel seme della violenza e della prevaricazione sull'altro è più grave di quello che noi pensiamo. Questo disegno di legge può sembrare un po' forte, lo so, dal punto di vista giuridico, e so che c'è stato un lavoro paziente e approfondito dietro la stesura di questo testo. Sono certa che scatenerà quel tipo di reazione. È un po' troppo per un reato del quale la percezione è lontana, troppo lontana da noi, e invece rischia di essere così vicina, e per quei fenomeni di emulazione che noi dobbiamo saper prevenire, che certo preveniamo con la cultura, con l'istruzione, noi facciamo sempre riferimento, siamo figlie dell'impostazione quasi direi filosofica, per cui è solo la conoscenza e quindi solo la cultura che ci può avvicinare all'essere un'umanità umana. Ma prima di questo occorre intervenire e ricordarci come persino noi, senza scomodare il Bangladesh, solo nell'81, diceva Laura prima, abbiamo cancellato un'offesa alle donne, ma nel 94, quindi ben più tardi, ne abbiamo cancellata con grande fatica, per chi ricorda il Parlamento dell'epoca, ne abbiamo cancellata una ancora più grave,
quella che è considerata nella legge italiana la violenza carnale un reato contro la morale e non contro una persona. Ecco che questo cammino è fatto di tante sfide, di tanto coraggio, di tanti colleghi che prima di noi e dopo di noi lavoreranno per quell'umanità che non può perdersi nemmeno un pezzetto di sé, figuriamoci il grande cuore delle donne. Grazie. Grazie davvero. Darei senz'altro la parola a Fabiola Mitori di Area Popolare, che Alternativa. perché sono mai aggiornata con tutte le sigle. Sì, grazie Laura. Allora io ringrazio tutti voi in particolare Laura per aver avuto questa iniziativa che ovviamente chi ha svolto in modo eccellente il suo ruolo da parlamentare, che come sapete benissimo è quello di mediatori tra il popolo, diciamo, e ovviamente mettere in legge qualcosa che viene comunque dalla popolazione. Ora diciamo, alcune esperienze che abbiamo visto ultimamente gridavano vendette, quindi la risposta di questo disegno di legge molto forte è una risposta chiara da parte del Parlamento a un fenomeno sempre più dilagante. Quindi aver fatto questo disegno di legge è un momento importante per tutti noi, che seguiremo chiaramente, sarà perfezionato probabilmente nei suoi passaggi parlamentari, come diceva la senatrice Montevecchi, ma segna un punto di non ritorno. Questa è una cosa importante. E vorrei ricordare, oltre a tutto ciò che ha detto la Confisco per quanto riguarda le leggi di diritti d'onore, eccetera, anche il fatto che fino a 70 anni fa noi donne neanche votavamo, quindi rendiamoci conto, guardiamo avanti. È vero che insomma, questi fenomeni sono gravissimi, ma è pure vero che abbiamo fatto un grande percorso nella storia dell'uomo. Noi adesso arriviamo a votare, siamo qui come parlamentari donne e possiamo legiferare anche per proteggere noi stessi, e che prima eravamo semplicemente considerati il sesso debole, se vi ricordate, nella cultura. Per quanto riguarda il lavoro da svolgere, ovviamente quello legislativo è fondamentale, ma fondamentale la base è la scuola, come diceva Montevecchi, e io mi ricorderò sempre mia figlia quando torno a casa disperata perché alle scuole medie, non so se prima media, qualche suo compagno aveva alzato le mani per ovviamente palpeggiare questa cosa, e la professoressa chiaramente, purtroppo non chiaramente, non l'aveva neanche presa in considerazione questa offesa, che comunque l'ha umiliata, e lei ancora adesso, ultra ventenne, se la ricorda come un fatto molto importante diciamo, di non essere stata, è stata in qualche modo violentata nella sua persona, ed era piccola. Inizia così, inizia dalla scuola. Certamente però se noi continuiamo, anche noi adulti, a dare un esempio negativo, se sui social la prima cosa che si va a vedere per insultare qualsiasi figura, anche parlamentare, non ha in merito a cosa fa, come si comporta, ma viene solamente insultata perché è donna, e quindi i vari appellativi che voi immaginate benissimo si riferiscono spessissimo soltanto a quello, non entrano nel merito della persona, ma entrano soltanto nel suo aspetto fisico, e l'unica cosa che si fa è colpirla dal punto di vista proprio personale della sua sessualità. Quasi sempre, se voi guardate, io ne raccolgo a iosa di insulti di questo genere, il più carino è una parolaccia, ma le altre cose non ve le racconto perché non sfido a farsi venire in mente appellativi di quel genere. E quindi questa violenza verbale, che io vi dico, nonostante sia abituata, mi colpisce ogni volta che leggo questi messaggi e rimango esterrefatta, perché dico: come si fa a pensare di me, che non sai neanche chi sono, queste cose? Pensare invece di una persona che diceva di amarti, di averti fatto uno sfregio di quel tipo, toglierti l'identità, è una cosa terrificante per qualsiasi persona che si abbia il merito di chiamarsi persona, perché a questo punto l'appellativo io non so se più adatto a quello di chiamare persone, queste persone che fanno cose di questo genere. Quindi io ripeto, penso che la cosa parta dalla casa, da come si relazionano i coniugi,
relazioni che ci sono dentro casa, perché tutto parte da lì. Come dice un mio vecchio amico di oltre 80 anni, i ragazzi crescono per osmosi, non tanto per le prediche che gli si fa, ma quello che vedono per il comportamento si apprende prima tutto in famiglia, poi ovviamente l'altro banco di prova dove vivono sempre, ovviamente la scuola, e senza parlare del lavoro, che noi sappiamo benissimo quante umiliazioni molte di noi hanno dovuto subire, e anche noi come rappresentanti parlamentari vi dico sulla mia pelle che la differenza tra parlare come senatore o come senatrice c'è ancora. I senatori sono i senatori, le senatrici sono le senatrici, c'è una minima di differenza nonostante tutto il titolo sia lo stesso, ma la rilevanza che a volte in certi contesti hanno le donne, in politica, lo dico sulla mia esperienza, io mi ritrovo spessissimo unica donna in consessi di uomini, e ovviamente voi immaginate gli sguardi come sono, sempre in un certo modo. Ora questo lo dico perché questi sono i precursori di delitti, affari delittuosi come quelli di cui stiamo parlando. Parte da qua, parte dal non rispetto, il fatto di poter considerare una persona un oggetto e quindi trasfigurarla e depennarla da tutto quello che poteva essere prima. Io mi sono emozionata e ringrazio tutti quanti e passo la parola. Raffaella Bellot. Sì, grazie Laura e grazie a tutti coloro che sono presenti, perché sono noi, dico noi perché a questo punto tra le trasversali comunque la volontà di portare avanti questo argomento abbiamo raccolto in maniera molto forte questo lavoro che Laura ha voluto portare avanti e che tutti veramente abbiamo condiviso. Ma condiviso perché appunto, come diceva prima la Ministra, c'è la volontà di andare oltre quelli che sono le ideologie e gli schieramenti, ma arrivare invece a quello che è il problema, il cuore del disegno di legge, e cioè la possibilità come donne di veramente combattere questo modo di, ormai tra l'altro vittime proprio di un qualunquismo, di una società dove comunque la donna, se arriva ad avere degli obiettivi da ottenere nel lavoro, nella vita, in qualsiasi tipo di attività, arriva sempre perché c'è un qualche cosa che ha concesso di arrivare e sicuramente portarla sul tavolo, insomma, di situazioni che non sono di migliori. E quindi partendo da lì, questa è una situazione di quasi un diritto di infierire attraverso la violenza, un diritto purtroppo, come Carla ha avuto la forza invece di manifestare, di cambiare, di deturpare la persona, di arrivare proprio a ferirla dal punto di vista della propria identità, e questo cercando di cancellare quella che è la sua vita, perché io credo che la sofferenza, qui proprio a Carla, mi permetto di rivolgermi a lei, però credo che la più grande offesa sia quella di cancellare quello che tu eri fino a ieri. E quindi guardarsi allo specchio e trovarsi con quel pensiero, quel ragionamento, quell'esso interiore in cui ci si riconosce, però guardarsi e dire io non sono più io. Quindi vuole proprio cancellare la storia di una persona, e questo penso sia terribile, ma questo dà il plauso appunto anche a chi ha lavorato sul disegno di legge di valutare non solo l'aspetto giuridico, ma aver valutato il grande aspetto psicologico che porta sicuramente alla forza che ha avuto Carla, ma anche a quella sofferenza che ovviamente non traspare, ma che resterà per sempre all'interno. Quindi su questo devo dire c'è una completezza nel testo della legge, spero di legge, perché spero che ci sia la possibilità entro fine legislatura di poter dire che questa sarà legge. Poi su quello che è l'insegnamento, la scuola, quello che è l'aiutare, proprio di comunicare che queste differenze non esistono, che non c'è nessun diritto da parte dell'uomo di potersi concedere questi tipi di violenze o altre. Credo che sia non solo però appunto il mondo scolastico, non sia solo l'insegnamento, non sia quegli anni scolastici in cui si formano i ragazzini e i bambini, ma credo che io faccio un passo indietro. La famiglia ha il ruolo principale. La famiglia sia quella che deve riprendere certe azioni anche da parte dei bambini e parte della scuola quando non intervengono, ma deve essere comunque ad educare all'interno proprio del gruppo familiare che non c'è differenza tra un bambino e una bambina, perché purtroppo io ho 2 figlie, quindi così mi confronto e sento spesso invece altri genitori che hanno il figlio maschio, spiace ma è ancora così, che ha diritto di uscire, che ha la libertà, che può fare quello che vuole, cioè c'è comunque all'interno delle famiglie ancora questa diversità che ovviamente nasce all'interno di un contesto di sicurezza di famiglia e quindi viene recepita, e questa comporta nel crescere il diritto
a sentirsi direttamente superiore, o comunque di avere un possesso, di avere una possibilità di decidere il futuro della compagna, di un amico, di una donna che incontrano sulla strada. Ecco, la cosa più grave, e adesso mi riferivo appunto prima alla compagna, all'amica, alla moglie, sono sempre comunque, o meno molto spesso, delle situazioni che avvengono all'interno di una situazione di affettività, cioè la persona che deve dare sicurezza, tutelare, la persona che deve proteggerti è poi quella invece che ti distrugge. E questo, dico ancora un plauso appunto al testo, perché c'è questo evidente ovviamente inasprimento che riguarda proprio non il momento dell'atto stesso, ma il futuro di questa persona, di questo affetto, che probabilmente si è creato purtroppo un ricordo di quell'evento in chi lo subisce per tutta la vita, con le limitazioni che si trova a dover appunto giustamente subire con questo disegno di legge, si ricorderà anch'esso di cosa ha commesso. Quindi credo sia giusto che questa pena abbia anche, nel caso di effettività, appunto, una durata molto più lunga per fare memoria di quale danno si è causato, di che cosa si sia provocato in una compagna o in moglie o comunque in una persona che riponeva veramente giusta effettività. Su questo credo di poter dire un termine, perché comunque le colleghe precedentemente, a cominciare da Laura, hanno ben spiegato quello che è il contesto di questo disegno di legge, ma in particolare credo proprio che sia fondamentale far passare il contesto psicologico, la sofferenza di aver voluto in maniera violenta, comunque, a volte direi vigliacca probabilmente, perché non c'è solo la violenza, ma comunque non c'è nemmeno il coraggio di affrontare la donna, la compagna, e è un altro veramente fenomeno grave anche questo. Va assolutamente data una risposta che porti a far capire che un forte riscontro di quello che è il danno, di quello che è stata l'azione compiuta appunto senza avere nemmeno il coraggio di confrontarsi, perché poi è inaspettata, spesso è commessa appunto in una incapacità di reazione, di difesa, cercando sempre il momento in cui la donna ha abbassato la guardia. Quindi credo questo sia tutti ulteriori aggravanti di un atteggiamento, di un fenomeno che è gravissimo e che, se a volte viene sostenuto che portare un oggetto così, una situazione così importante alla luce della luce pubblica, quello che è l'opinione pubblica, spesso si sente questa parola, attenzione all'emulazione. Beh, non credo sia questo il caso. È bene combattere, è dire grazie a Carla, grazie a Laura, a tutte quelle donne che si sentono veramente di combattere una battaglia che non dovrebbe nella normalità in un paese, io dico, civile, essere combattuta. Quindi grazie a tutti voi e spero che la collega Paola Pellino mi ha dato un messaggio che è ancora in commissione, quindi non ha potuto essere presenti, però come vi dicevo tutti i gruppi, insomma compreso Forza Italia che non è presente oggi, hanno sottoscritto e intendono portare avanti questo disegno di legge. Il capogruppo Zanda, che è il nostro capogruppo come Partito Democratico, mi ha garantito, insieme spero con gli altri capigruppo degli altri gruppi politici, di voler procedere con la massima celerità. Per noi sarà una festa rivederci insieme con una legge approvata da questo Parlamento in tempi straordinariamente rapidi, sperando anche che la Camera sia altrettanto coinvolta come lo siamo noi. Va detto che molti nostri colleghi hanno già chiesto di sottoscrivere questo disegno di legge. Siamo partiti dalle capogruppo e dalle vice capogruppo per una questione semplicemente di rappresentanza dei gruppi, ma adesso procediamo con la sottoscrizione da parte di tutto il Senato, naturalmente con la speranza che tutti gli uomini del Senato siano con noi. Grazie di cuore.